In questi anni noi di comitati abbiamo cercato di fare informazione, di far capire che questa non è un'impresa qualunque, è un'azienda insalubre di prima classe che emetterà dal camino delle polveri sottilissime che in pochissimo tempo percorreranno centinaia di chilometri. A questo proposito ci sono anche degli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi noi dei comitati non ci stiamo inventando niente, stiamo riportando solo degli studi che sono stati fatti e convalidati, quindi polveri sottilissime che sono in grado di entrare nel sangue e addirittura nella cellula. Un impianto di questo tipo dovrebbe avere anche centinaia di camion che portano dentro i rifiuti e portano all'esterno del Serenelli. Centinaia di camion vuol dire inquinare ancora di più un'area che già è altamente inquinata, che proprio a settembre di quest'anno la Comunità Europea ha detto che il piano dell'area della Regione Veneto è bocciato perché non ci sono i provvedimenti atti a migliorare questo stato di cose. Ci ricordiamo appunto che la pianura padana in una foto del satellite, non so se la vedete, piccolina, è più o meno questa. Noi praticamente viviamo continuamente dentro a uno stato di inquinamento di questo tipo che già è elevato, quindi andare a portare sul territorio degli impianti di questo tipo vuol dire aggravare la situazione che è già pesante, e questo ce lo dice anche la Comunità Europea, perché bisogna rifare il piano dell'aria. Inoltre i rifiuti non ci sono e sono tutte cose che sono state convalidate. Nonostante questo si leggono degli articoli di questo tipo: senza inceneritori i rifiuti in strada. Un'industria dice, che ricordiamo è il promotore di questi due impianti, entro il 2011 piomberemo nell'emergenza come Napoli. Questo lo dicono gli industriali. Il presidente della Regione Veneto dice di peggio: finiremo come Bassolino, perché abbiamo visto alla televisione qualche tempo fa la situazione di Napoli. Allora noi abbiamo detto che questi impianti sono per rifiuti speciali, mentre la situazione di Napoli parla di rifiuti urbani. E sicuramente la realtà di Napoli non ha niente a che fare con la nostra realtà, perché abbiamo ben capito che la raccolta differenziata non è mai partita, nonostante che nel 1994 si parlasse di raccolta differenziata, anzi c'era un'ordinanza che prevedeva che entro il 1998 si arrivasse al 20% e nel 2000 si arrivasse al 25%. Sono ancora al 7%, mi pare, più o meno, mentre la nostra realtà ha delle punte dell'80% e una media del 77%, quindi che i promotori ci vengano a minacciare con discorsi di questo tipo è assolutamente fuori luogo. È fuori luogo anche perché ci sono state delle prese di posizione molto importanti contro questi impianti, sia dalla Regione Veneto che fin dal febbraio del 2007 ha votato una mozione e una risoluzione dove si dice che gli impianti non andavano fatti, si doveva proseguire sulla strada del recupero e dell'utilizzo come previsto sia dal decreto Ronchi che dalla Comunità Europea. Nonostante questo la Giunta non ha mai fermato i progetti e per questo secondo noi i comitati la Giunta è inadempiente. Ci sono stati anche 8 comuni che hanno votato degli ordini del giorno contro questi impianti. C'è stata la provincia di Treviso che di recente ha votato un ordine del giorno dove si dice no a questi impianti. Eppure abbiamo letto in questi giorni sui giornali che gli industriali tra poco presenteranno il progetto. Allora noi nei comitati, per quello che ci è possibile, crediamo che sia doveroso chiarire il discorso che noi non abbiamo niente a che fare con Napoli, che è una realtà dove ci sono degli illeciti, ci sono delle mancanze, dove non è mai ricordata la raccolta differenziata e anzi forse è stata una presa in giro per la popolazione che, da quanto abbiamo capito, farebbe questa raccolta differenziata, ma non è in grado di farla. Per chiarire questo punto, che secondo me è uno dei punti per i quali anche molte persone si sentono un po' in difficoltà sul problema degli inceneritori e dicono vabbè, cioè, questi rifiuti cosa facciamo?
abbiamo capito che con la raccolta differenziata il problema dei rifiuti non esiste, perché il problema dei rifiuti esiste solo nel momento in cui c'è una gestione non corretta del ciclo dei rifiuti. Però vogliamo anche far capire alla gente qual è la realtà di Napoli. E a questo proposito abbiamo invitato l'ingegner Rabitti, che è un profondo conoscitore di questa realtà, che ha scritto un libro nel quale vengono affrontati tutti questi problemi. Ne parleremo stasera, alla fine ci sarà anche l'intervento di Michele Boatto che ci illustrerà quelle che saranno le nostre iniziative dopo di questa serata. Ci saranno domande di pubblico naturalmente, e se vedo presenti molti amministratori, se il nostro sindaco vuole darci un saluto di benvenuto, se ha qualcosa da dire, prima di passare la parola appunto all'ingegnere Rabitti. Allora, sarò velocissimo, mi sentite? Semplicemente per dare due appuntamenti. Intanto benvenuti anche a chi viene da fuori comune, grazie, buonasera a tutti. E allora il 22 c'è una riunione al Buongiorno, vero? Noi avevamo fissato il Consiglio Comunale il 22, l'abbiamo spostato martedì 26, ore 20:30, alle 20 c'è un Consiglio Comunale tecnico che durerà un quarto d'ora, alle 20:30 martedì 26 il Comune di Silea presenterà assieme a uno dei cosiddetti tecnici della cosiddetta task force preparata a Vedugo, presenterà il lavoro o parte del lavoro fatto finora da questo Comune. Per cui volevo soltanto ricordare due appuntamenti: Bonisolo, che francamente non voglio fare portavoce di questo programma perché ho semplicemente visto la data. Quando ho visto la data mi ha portato al Consiglio Comunale per non accavallarli, invece per Silea e chi vuole anche sapere che cosa hanno prodotto, chi ha lavorato in quest'anno, rispetto a tutti nella sala consigliare a vedere il risultato del lavoro. Tutto questo lascio il microfono all'ingegnere.